è dura. Io è 25 anni che sono qua. Ho 60 anni e mi mancano 4 anni per dare in pensione. Spera in qualche modo di poter continuare e finire la carriera qui? Spero, perché a 60 anni nessuno mi vuole. Poi dicono che basta aver voglia di lavorare, ma a questa età non è possibile. Preoccupazione, un po' di paura che chiuda per trovare lavoro perché ho 57 anni, me ne mancano 12 e non si trova lavoro. Da quanto lavora qui lei? 30 anni. Speriamo bene che si riesca a trovare una soluzione al problema, perché per molti di noi è molto difficile. Prenda me, io ho 59 anni, se perdo sto lavoro sono rovinato. Da Porcia, dove è stata proclamata un'altra giornata di sciopero, le voci della disperazione dei lavoratori dopo l'annuncio shock di Electrolux, che prevede 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Tra dipendenti e lavoratori dell'indotto sono migliaia le famiglie preoccupate tra le province di Treviso e Pordenone. Si spera che uno spiraglio arrivi dal tavolo nazionale convocato per il 25 maggio a Roma al Ministero per le Imprese ed il Made in Italy, tavolo che sarà preceduto lunedì prossimo da un incontro in regione al quale parteciperanno gli assessori di Veneto e Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. A Susegana oggi giornata di assemblea per i lavoratori. I sindacati hanno quantificato in circa 200 gli esuberi per la sede veneta. Senza contare che ci sarà una ripercussione forte anche su chi lavora per noi all'interno della fabbrica, che non è un dipendente diretto, le signore della mensa, le signore delle pulizie, chi fa carico e scarico, le ditte esterne e le ditte che lavorano per noi, quindi è veramente un dramma. L'appello è sensibilizzare l'azienda a valutare il piano industriale che ci ha messo sul tavolo e comunque a vedere i lavoratori non come un costo ma come un investimento, perché siamo noi che produciamo quello che poi dà la ricchezza, ha dato la ricchezza all'azienda e anche al territorio. È preoccupante sì, anche perché ci aspettavamo, soprattutto i giovani, di avere un futuro e di crescere in questa azienda. E ritrovarsi così da un giorno all'altro non sicuri di essere tra quelli che rimarranno non è facile, ecco, una situazione un po'... si spera in qualche miracolo. Intanto la carenza di componenti fondamentali per la produzione di frigoriferi, piani in vetro e cavi elettrici ha indotto la direzione dello stabilimento di Susegana a prevedere per lunedì 18 maggio una fermata completa della fabbrica per tutta la giornata. Sarà chiesta la cassa integrazione ordinaria.